di paura per il maltempo a Venezia. Una tromba d'aria ha attraversato la laguna senza però interessare edifici, provocare danni, allagamenti a Mira. Vigili del fuoco in azione con l'idrovola. Finisce con l'auto in retromarcia in una scarpata in provincia di Belluno, salvata con l'elicottero del SUEM con probabile trauma toracico. Veneziana di 59 anni, viva per miracolo. Minaccia in pieno giorno ad un noto albergatore di Jesolo che aveva chiesto la chiusura del centro per rifugiati della Croce Rossa dopo le decine di casi positivi di coronavirus. Espulso dall'Italia l'imam egiziano di un centro culturale islamico di San Donà di Piave. Per il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese l'uomo è un estremista. A Quarto d'Altino ha avuto poche ore di vita la scritta razzista scomparsa l'altra notte di fronte ad un'azienda in via Primo Maggio. I sindacati avevano subito condannato il gesto. Giocatore dell'Umana Reyer positivo al Covid dopo essere rientrato dagli Stati Uniti. Austin Dayeorin, isolamento domiciliare per lui. In bocca al lupo alla società, ti aspettiamo in campo. Con l'inaugurazione di una tratta di quasi 1 chilometro di pista ciclabile a Cavallino Treporti si va completando un'opera che permette di percorrere su 2 ruote il litorale del Veneto orientale. Buonasera, ben ritrovati. Questa è l'edizione veneziana dei nostri notiziari, il maltempo in apertura di questa edizione. Vi facciamo vedere subito il video della tromba d'aria che si è abbattuta sul litorale e che fortunatamente non ha avuto grosse conseguenze oggi a Venezia a causa del forte maltempo che comunque ha attraversato il Veneto nel corso della giornata. Intorno alle 13:30, eccola, lo vedete, una tromba d'aria ha attraversato la laguna senza però interessare edifici e provocare danni. Il fenomeno era ben visibile dalla città e ha creato più di qualche preoccupazione, ma nel suo percorso, come detto, la tromba d'aria ha sorvolato, come si suol dire a Venezia, senza toccarla. E invece nelle immagini che vi facciamo vedere adesso ci sono gli allagamenti, il racconto degli allagamenti a Oriago di Mira nei pressi del canale Rosone. Squadre di vigili del fuoco sono al lavoro con l'ausilio di un'idrovora. Un'acquazzone ha colpito le zone centrali della provincia nel pomeriggio. L'amministrazione comunale ha raccomandato prudenza negli spostamenti e di evitare le zone allagate come i sottopassi di via Valmara e via Oriago. Il temporale ha coinvolto la riviera del Brenta e alcune zone del Miranese, arrivando a lambire la terraferma veneziana. Anche in questi casi scantinati e allagati avete visto in azione le idrovore dei vigili del fuoco. Tanta paura, ma fortunatamente nessun ferito. E tanta paura anche per una veneziana di 59 anni che è stata soccorsa intorno alle 11:45 dall'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore, decollato in direzione Rocca Pietore, dove tra la località Le Grazie e Caracoi Cimai, facendo retromarcia, la sua auto è finita nella scarpata, rovesciandosi diverse volte e fermandosi sul terreno pianeggiante a 50 metri più in basso. A dare l'allarme dei testimoni che poi hanno anche aiutato ad uscire la donna dall'abitacolo. Sbarcati con un verricello di 60 metri, il tecnico dell'elisoccorso, l'equipe medica hanno subito prestato le prime cure all'infortunata che aveva riportato un probabile trauma toracico. Imbarellata la donna è stata recuperata sempre con un verricello per essere trasportata all'ospedale di Belluno. Nelle foto che vedete appunto l'operazione, sul posto anche il soccorso alpino di Alleghe e i vigili del fuoco. Croce Rossa di Jesolo, focolaio di Covid e minacce in pieno giorno e addirittura in stile mafioso ad un albergatore che aveva chiesto la chiusura del centro per rifugiati. Nella sede dell'ente nei giorni scorsi vennero registrate decine di case positive, come vi abbiamo sempre raccontato. Ieri stavo camminando sul lungomare di competenza dello stabilimento Manzoni, sulla panchina c'erano 2 rifugiati politici, forse sono usciti dalla struttura e passando mi hanno detto "Dezzotti, fai il bravo". Questo richiamo mi ha fatto un'impressione di mafia all'italiana, è un avvertimento, perciò se un rifugiato politico che è stato tanto tempo dentro là conosce il mio cognome c'è tutto da dire. Minacce in stile mafioso per avere chiesto a vari livelli politici, per conto suo e di altri imprenditori iesolani, la chiusura del centro della Croce Rossa di via Levantina. Amorino Dezzotti non è solo preoccupato per sé, ma per il danno d'immagine che il centro per rifugiati, nel quale sono emerse decine di contagi al Covid-19, sta dando all'industria turistica di Jesolo.
Chiediamo immediatamente dal ministro al prefetto che si faccia carico di spostare questi rifugiati politici in sedi altrettanto attrezzate e fuori da Jesolo. Noi non dobbiamo permetterci di avere un esercito in una città turistica di 6 milioni di presenze. Abbiamo 1500 partite IVA che devono essere salvaguardate e se vorremmo aiutare gli altri noi dobbiamo stare bene prima noi per poter aiutare gli altri. La stagione è comunque partita. Gli arrivi soprattutto dall'estero ci sono, ma l'occhio esperto di De Zotti ha colto il disagio proprio del turista straniero. In questo preciso momento il turista che ha soggiornato a Jesolo e se ne va via tace, è in silenzio, è il turista più pericoloso che ci possa essere. Perché? Perché? Perché pensano che la città non sia sotto controllo, invece io credo che la città sia sotto controllo, ma abbiamo questa convivenza troppo vicina della Croce Rossa con i rifugiati politici e questo ci crea un disagio molto ma molto importante, soprattutto per i stranieri. Lo straniero non si permette di dire che l'Italia non è bella, ma dice che l'Italia non è sicura. Ora a San Donà di Piave, dove è stato espulso l'imam di un centro culturale islamico che per il ministro dell'Interno era un estremista. Egiziano aveva rapporti con persone che facevano parte di ambienti islamici estremisti, ma non in Veneto o in Italia. Durante un'orazione alla moschea salafita Al-Nur di Berlino avrebbe manifestato il suo pensiero estremista e quindi pericoloso. L'imam del centro islamico La Pace, che si trova al primo piano di un centro commerciale, è stato espulso su provvedimento del ministro dell'Interno Lamorgese. La cosa confortante è che quello che è accaduto sarebbe successo al di fuori del confine nazionale, ma in un paese straniero. E se l'intelligence ha raccolto elementi che hanno dimostrato queste forme di intolleranza, è giusto che poi chi ne è stato responsabile ne subisca anche le conseguenze come questo provvedimento di espulsione. Nel 2014, sempre ad agosto, venne espulso, sempre a San Donà, l'imam di un altro centro islamico. Devo dire che in questi anni c'è stata una forte integrazione senza episodi di intolleranza appunto da parte delle 3 comunità islamiche. Poi giustamente chi si occupa di fare la verifica anche dei profili delle persone raccoglie tutta una serie di elementi e le persone che sbagliano e che non accettano appunto che ci sia questa tolleranza è giusto che vengano espulse. Da parte nostra con le comunità locali c'è un rapporto di tolleranza, non ci sono stati episodi che abbiano dimostrato forme di estremismo, incitazione alla violenza. È giusto che le cosiddette mele marce poi vengano anche espulse. Ed ora subito a Quarto d'Altino, dove vi abbiamo raccontato ieri sono apparse delle scritte razziste davanti ad un'azienda, pronta la risposta del titolare dell'azienda e anche ovviamente la presa di posizione del sindacato. 2 mani di vernice nera hanno ben coperto la vergognosa scritta razzista Niggers Go Home, negri tornate a casa, realizzata quasi di certo nella notte tra domenica e lunedì sull'asfalto di via Primo Maggio di fronte alla sede della ditta Pixart Printing nell'area industriale del paese. Un gesto condannato con fermezza dalle segreterie provinciali di CGIL e CISL, un grave e preoccupante atto di intolleranza razzista che dice chiaramente che l'accoglienza verso gli immigrati è un problema non risolto. Anche se, sottolineano i segretari Ugo Agiollo e Paolo Bizzotto, la provincia veneziana ha sempre affermato una cultura dell'uguaglianza e dell'antirazzismo. Il cestista dell'Umana Reyer Venezia, Austin Day, è risultato positivo al Covid-19 in seguito all'esame cui è stato sottoposto venerdì scorso, giorno del suo rientro a Venezia dagli Stati Uniti. Il giocatore, come ha informato la Reyer, è in isolamento domiciliare, continuerà ad essere monitorato e a seguire lo stesso regime. Sta bene, è asintomatico. Il tampone è stato svolto con il supporto del Dipartimento di Prevenzione dell'US 3 Serenissima ed è stato inviato all'Istituto Superiore di Sanità per lo studio dell'RNA e la verifica sull'eventuale mutazione del virus. La società Orogranata fa un grosso in bocca al lupo al suo giocatore per una pronta negativizzazione e un ritorno in campo. Elezioni amministrative in campo a sostegno del sindaco Luigi Brugnaro, la lista civica Le Città. Il progetto della lista civica Le Città nasce 2 anni fa. Abbiamo presentato il simbolo alla stampa 1 anno e mezzo fa e abbiamo lavorato con un gruppo di persone veramente impegnate
che su tanti temi con le loro competenze ci hanno aiutato a scrivere un programma. Era la primavera del 2019 quando Roberto Pancera, classe 1960, già assessore comunale al turismo, lanciava il progetto civico Le Città a sostegno della ricandidatura di Luigi Brugnaro a sindaco di Venezia. Un progetto che era stato poi presentato ufficialmente nell'ottobre di quell'anno, assieme ad un altro ex assessore della Giunta Orsoni, Antonio Paruzzolo. L'emergenza sanitaria ha poi rimandato le elezioni di maggio e cambiato parecchio le cose anche a Venezia, una città che ora è in cerca di rilancio, i cui problemi erano iniziati con l'eccezionale acqua alta di novembre. Le città d'arte e Venezia, più delle altre, stanno vivendo delle situazioni drammatiche che non possono che essere risolte con un sostegno forte da parte del governo centrale e anche della regione, per quello che riuscirà a fare a favore di questa città che per tanti anni è stato il polo di attrazione di un turismo di milioni di turisti da tutto il mondo e ha portato ricchezza e lavoro a tante persone, ma che oggi è in grande difficoltà. Altro fronte è poi quello che riguarda la direzione, il tipo di sviluppo che deve prendere l'entroterra di Venezia. Entroterra che peraltro rappresenta la parte più consistente in termini di popolazione residente del territorio comunale. Anche questo è un contesto composito di cui la lista intende riconoscere diversità ed esigenze nell'ottica di un'unica grande realtà. La terraferma per molti versi tentava di vivere anche di vita riflessa da Venezia. Quella vita riflessa oggi non c'è più, però la terraferma si sta lentamente rilanciando per quella che era la propria vita autonoma di città, di cittadini, con un'economia interna che in qualche modo si sta riprendendo. Certo, la Giunta del Turismo sarebbe stata la valvola di sfogo per poter dare alla terraferma quello sviluppo che ad oggi non è riuscito ad avere. Una discutibile scelta estetica che potrebbe anche rappresentare un pericolo per i passanti, quella che da qualche tempo è sul ponte di via Colombo a Mestre, è la denuncia di un nostro telespettatore. In via Colombo c'è questo problema da parecchio tempo. Queste balaustre sono difese da questi scorrimano fatto con tubi innocenti, ma come potete vedere questi tubi innocenti sono a faccia vista, nel senso che non c'è nessuna protezione per i passanti e per i ciclisti. Non è esattamente la scelta estetica che caratterizza l'eleganza di un ponte, ma tant'è, i tubi innocenti sul ponte di via Colombo a Mestre ci sono e non da ieri e rappresentano, secondo il nostro telespettatore Roberto Rigamonti, un potenziale pericolo. L'altro giorno, fatalità, una signora transitava erroneamente con la bicicletta, è scivolata e è andata a cozzare sopra appunto questi tubi innocenti. Ci sono dei bulloni anche arrugginiti e certamente non è il massimo per un transito di cittadini continuo. Se non è possibile, perlomeno a breve termine, rimuovere i tubi che si trovano sopra il ponte, si potrebbe nel frattempo, è la proposta, pensare a delle soluzioni provvisorie che perlomeno diminuiscano i potenziali pericoli di questa tratta di strada. Bisognerebbe mettere in sicurezza, al limite mettere delle difese a protezione dei pedoni e dei ciclisti, perché bulloni così a faccia vista, anche lo stesso tubo innocente tagliato così vivo con la molla a disco ed è molto tagliente nelle parti, nelle testate. Adesso invece andiamo a Cavallino Treporti con l'inaugurazione di una tratta di quasi 1 chilometro di pista ciclabile che permetterà di continuare questa grande lingua d'asfalto da poter percorrere con le 2 ruote. Abbiamo completato un'opera che parte da Punta Sabbioni e arriva fino a Jesolo. La prospettiva è quello di congiungere tutti gli anelli del nostro litorale e arrivare fino a Bibbione. L'opera sicuramente è un'opera che sarà portata avanti anche in seguito e credo che nei prossimi 5 anni del mandato successivo completeremo anche questo. Bidirezionale, larga mediamente 2,5 metri, separata dalla carreggiata da una aiuola spartitraffico di 50 cm pavimentata con sasso bianco del Piave. A Cavallino Treporti si sono conclusi i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile di via Fausta, tratto della Jesolana in località Cadivalle. La frazione di Cadivalle per noi è una frazione importante, c'è un polo alberghiero, ci sono tanti residenti che vi abitano e quindi doveva essere riqualificato. È un'opera che era tanto attesa e
e oggi abbiamo cofinanziato con Città Metropolitana quest'opera e siamo veramente soddisfatti del risultato. Sicurezza stradale, decoro e quindi un risultato sicuramente importante. Il tratto di percorso aperto a cicli e pedoni va dall'incrocio con via Francesco Baracca a via Cristoforo Sabbadino, misura circa 850 metri ed unisce le piste ciclabili già realizzate nel territorio comunale della Città Metropolitana lungo la provinciale 42. L'importo complessivo dell'opera ammonta a 530.000 euro, cofinanziati in parti uguali dalla Città Metropolitana e dal Comune. È una pista ciclabile che è voluta dal territorio e questo si vede anche oggi che in pratica è già usufruita da molti cittadini ma anche dai turisti, e credo che questa sia una delle opere più sentite del territorio. Questo per noi era l'ultimo servizio, grazie per essere stati in nostra compagnia. Le previsioni del tempo, arrivederci. Benvenuti al Meteo, vediamo insieme le previsioni per mercoledì 5 agosto. Sul Veneto residua variabilità con spazi di sereno più ampi all'inizio sulle zone interne, alcuni addensamenti nuvolosi soprattutto sulle zone più a sud-est nelle prime ore e localmente su quelle montane nel pomeriggio, possibili locali piogge in mattinata. Temperature minime tra 14 e 17, massime tra 26 e 28 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia tempo variabile, su pianure meridionali, pianure settentrionali, prealpi e Alpi cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata. Temperature minime tra i 17 e i 20 gradi, massime tra i 24 e i 27 gradi. Sul Trentino Alto Adige la pressione torna ad aumentare, giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Su Prealpi e Dolomiti nubi sparse alternate a schiarite. Temperature minime tra i 14 e i 15 gradi, massime tra i 27 e i 29 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci.